Va ora in onda la rassegna stampa. Hai visto che bel regalo? Che regalo che ti ho fatto, eh? Arrivi in radio e c'è già la luce. Lux Lucis, certo, è latino, è Lux Lucis, eccetera, eccetera. Effettivamente si sta meglio. Andare a lavorare, mettersi in coda, senza essere completamente al nero. Dai, 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 c'è quasi da essere felici? Siamo felici. Buongiorno, buongiorno. Allora sono le 7:30, ma sarebbero le 8:30, quindi capisci un attimo, eh? Avete anche dormito abbastanza. Sarebbe il caso di dire giù dalle brande, come ai bei tempi. Buongiorno da Sammy Varin, certo. Rassegna stampa di Radio Libertà. E questi sono i nostri gadget preferiti, certo. Il portachiavi, eccolo, è apparso, grazie. I portachiavi di Radio Libertà, quello con lo stemma di Radio Libertà col microfonino molto erotizzante, ma ancora più erotizzante, certo, il faccione di Sammy Varinone. Lo so, sa molto da epitaffio, però ci siamo, ci sono, ci siete, ed effettivamente è stato il più richiesto, certo. Il gadget con la faccia di Sammy Varina, Pontida è andato a ruba, me lo avete rubato. Sì, 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 c'è Francesco che si lamenta che la telecamera è puntata verso di lui e volevamo riprenderti un po', no? Fatte vedere, fatte guardare, fatte toccare. Noi non ci vergogniamo dei nostri registi, sei fatto così, cosa ci possiamo fare? Il buongiorno a chi ci guarda in radiovisione, certo, siamo anche in video sul sito radiolibertà.net, su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà, o ancora meglio cercando Lega Salvini Premier. Un saluto ai leghisti di ieri, dell'altro ieri, di oggi, di domani, e anche purtroppo a chi non c'è più un ricordo per Roberto Grugnetti, signori, storico parlamentare della Lega. Eravamo tutti molto piccoli e molto frequentatore di Via Bellerio. Io mi ricordo ai tempi ero collaboratore, aiutavo quella che sarebbe diventata Radio Padania Libera dal punto di vista tecnico. C'era un computer, una regia, ma ancora era una novità, non lo si sapeva usare. Allora arrivai io e diedi una mano a formare l'archivio, un archivio audio con dei pezzi belli che prendevano da varie lingue, da vari dialetti italiani, e perché la Radio Padania di quei tempi era la prima radio che trasmetteva musica in tutti i dialetti d'Italia. Ciao Roberto. Con il buongiorno rinnovato, signori, certo, c'è Sammy Varin, c'è Francesco, ci siete voi, i gruppi d'ascolto che non mancano mai perché ci si ritrova a bere il caffè e intanto si ascolta la rassegna stampa di Sammy Varin. Grazie anche a chi ci accende in orari differenti, perché il bello della nostra radio che ormai gira su tante piattaforme, anche sul sito radiolibertà.net potete scaricare il podcast e ascoltarmi quando e come volete, anche perché la nostra è una rassegna stampa molto mirata. Non sto a leggere pedissequamente tutti i giornali con gli stessi titoli, con gli stessi argomenti, perché questo è scritto da quello no. Io cerco di mettervi sul tavolo quelle che, secondo me e secondo la nostra radio, sono le vere argomentazioni del giorno, così che voi siate pronti ad affrontare qualunque amico, qualunque nemico politico, mettendogli in chiaro determinate cose che magari non ci sono nei titoloni, che magari nei giornaloni non sono trattate o sono trattate soltanto con mezza riga. Vi faccio un esempio tra poco. Intanto però un'occhiata alle agenzie della notte, minimo. Vediamo il Corriere della Sera. L'Argentina in primo piano con Milei che vince anche le elezioni legislative con oltre il 40%. Trump, lavoro straordinario, congratulazioni. Poi il sito di Repubblica
Vediamo le bollette del telefono collegate all'inflazione, blitz del centrodestra sulla legge concorrenza, così apre il quotidiano Repubblica, e poi naturalmente l'accordo tra Stati Uniti e Cina su TikTok, terre rare, soia, via al tour di Trump in Asia. E noi non potremo, penso, che essere felici, nel senso che forse non saremo invasi, e se già non lo siamo abbastanza, da merci cinesi. Le auto sì, quelle arrivano, grazie a Stellantis. Vai, 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 vai. Oh, non vi ho detto del WhatsApp, minimo, bella invenzione questa. Il metodo più veloce per parlare con me è quello di inviarmi un messaggin. Certo, un messaggin a Sammy Varin. Qual è il numerin? 340 6709 659. Segnatelo, cari ascoltatori vicini e lontani, segnatelo sul vostro cellulare, perché questo vi serve in qualunque momento state guardando qualcosa alla televisione che vi fa arrabbiare. Commentatela al volo, scriveteci 340 6709 659. Il primo speaker che va in onda legge il vostro messaggio. Qualunque cosa diciate, ragazzi, è senza filtri né censure, e il nostro modus vivendi da sempre. C'è un bel sole questa mattina, perché in Radio Libertà c'è Sammy Varin. Vedi, Pierluigi è lo sveglione che fa drin drin come Sammy Varin e che mi scrive per primo. Bravo Pierluigi, poeta di Radio Libertà. Vado a leggere qualche titolo, siccome al solito poi ci perdiamo, no? 7 minuti a sparare cose inutili. Sammy Varin, capisci come ipnotizzi gli ascoltatori che picciu sperano di ascoltare qualcosa e si accorgono di non sentire proprio nulla su Radio Libertà. Smettetela. Bene, oggi inizio col Fatto Quotidiano. Ma dai, e come mai questa cosa? Perché mi piace farlo strano. Eccolo qua. Fatto Quotidiano. Ucraina. Rubati o spariti 500.000 di mitra, fucili, pistole. Vuoi comprare buona fucile, buona mitra, spara, pum, cazzo, sparato, fucili, pistole. Oh, che cos'è che avevamo detto noi? Ma qualche annetto fa, attenzione a dargli tutte queste armi, perché molte di queste finiscono sul mercato nero. L'Unione Europea alla guerra, sono sul Fatto Quotidiano. Ordini miliardari ai big delle armi anche se scoppia la pace. Ucraina, rubati o spariti 500.000 di mitra, fucili e pistole. Signori, se vi attizza questo argomento, ne parla solo il Fatto Quotidiano, lo ammette il governo. Mosca prova un nuovo supermissile a cerchia 10.000 ucraini a Donetsk. Berlino, Parigi, Roma e UK si affidano alle armi per i prossimi anni, tagliando il welfare. E l'Italia che fa? Taradabunzi, bunzi, banni, abbiamo parlato la scorsa settimana, certo, Claudio Borghi Aquilini, abbiamo sentito certo altri grandi partecipanti alla chiacchierata in Parlamento. Siamo lì ad aspettare, perché se davvero si danno armi, si danno missili e non abbiamo soldi poi per curarci, sarebbe gravissimo. E questo è il dubbiettino che la Lega ha messo lì sul tavolo del Parlamento. Il Fatto Quotidiano mi è servito solo a questo, certo, a dirvi una cosa che nessun altro sta dicendo, e quindi me la tiro moltissimo. Una cosa invece che stanno dicendo in molti e sta facendo discutere, d'altronde dovete guardarlo, non avete ancora guardato Report, bisogna guardarlo, è chiaro, se non lo guardate io cosa parlo a fare? Il Giornale del lunedì titola questa mattina: il caso del garante. No, che poi mi vengono in mente cosa le decisioni adesso del sinodo lì dei vescovi sui gay, del lesbico, del transessuali. La nuova patacca di Report, questo è il titolo del Giornale. Ranucci ha trasmesso un audio privato rubato, ma fa il martire. Fratelli d'Italia ha dato ordine di multarci, ma fatti e tempi lo smentiscono. Ora, lo so che non ve ne frega assolutamente niente,
Però è giusto che si sappia cosa sta succedendo, perché gli hanno fatto una foto. C'è una foto di Agostino Ghiglia, il garante, che entra nella sede di Fratelli d'Italia. E cosa ci fa lì? E lui è di Fratelli d'Italia, e quindi è stata usata da Report per insinuare che il membro del garante abbia ricevuto da Arianna Meloni il compito di far multare la trasmissione, rea di aver mandato in onda un audio rubato di San Giuliano e la moglie. Ma i tempi e la testimonianza di Bocchino smentiscono la ricostruzione di Ranucci, è l'ennesima bufala. Ok? E in retroscena c'è proprio Bocchino oggi sul quotidiano Il Giornale che dice: Ghiglia da me, non da Arianna Meloni. Continuo a dire, so che non ve ne frega assolutamente nulla, ma la politica si infervora anche su queste cose, soprattutto perché questo Ranucci, lo sai, gli hanno fatto saltare l'auto, e insomma libertà di espressione qui e là, e fatto sta che lui aveva diffuso un audio che non doveva diffondere perché non c'entrava proprio niente. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Garlasco parla a Taormina, Sempio confessi il falso alibi, era lì con Stasi ma non è il killer, signori. Ne parla Oara Borselli a pagina 14, se vi appassiona è roba buona. Ma c'è anche l'Albanese, oh signor Piangem, è Albanese che insiste, l'Italia è complice di genocidio. A sinistra nasce anche il partito Pro Pal, che pal, dagli studenti palestinesi agli antagonisti, obiettivo le elezioni del 2027, Francesca Galici. I movimenti che hanno animato le piazze per la Palestina, sì, veramente hanno pestato di brutto, ora vogliono sfruttare l'onda lunga delle manifestazioni per entrare in Parlamento. Ti immagini? Presso il nuovo Cinema Aquila di Roma si sono ritrovate le più coriacee sigle dell'antagonismo militante su convocazione di potere al popolo. C'erano gli studenti palestinesi USB, i portuali, quelli che dicono le parolacce, i portuali genovesi con OSA, eppure cambiare rotta, l'intera galassia Pro Pal. Insomma, si stanno organizzando per rompere ancora di più le palle. Speriamo che non si faccia male nessuno. Quotidiano Il Giornale, signori, e ve lo ripropongo tra pochissimo, perché c'è l'albanese, ragazzi, che continua a urlare Italia è complice del genocidio. Eccola lì, siamo noi. Vado avanti intanto e vi porto su tutt'altro quotidiano, Repubblica ha in apertura è quello che è un futuro, speriamo, migliore per tutti noi, perché prima sembravamo ormai divenuti schiavi della Cina, adesso c'è l'accordo USA-Cina sui dazi, quindi sono state escluse le tariffe al 100%, i negoziati in Malesia avvicinano l'intesa sulle terre rare, la soia, TikTok, giovedì l'incontro tra Trump e Xi anche sull'Ucraina. Mosca testa supermissile nucleare. Allora, i negoziati in Malesia portano verso l'accordo tra Stati Uniti e Cina, esclusi quindi i dazi al 100% sulle merci di Pechino, come annuncia il segretario del Tesoro Bessen. Si avvicina anche l'intesa su terre rare, TikTok e soia. Comincia il tour del presidente americano in Asia giovedì, in Corea del Sud, e incontrerà il presidente cinese Xi anche per affrontare il nodo Ucraina. Intanto Putin lancia un nuovo messaggio di guerra, testato un supermissile nucleare. Noi speriamo naturalmente che ci sia questo accordo per non essere inondati ulteriormente da prodotti cinesi che cominciano a farli anche bellini, e a un certo punto compreremo soltanto quelli. Manovra Fratelli d'Italia contro Lega, senta Giorgetti, e siamo su Repubblica naturalmente. Ti immagini se non rompono le scatole anche su queste argomentazioni? Voglio entrare dentro in Repubblica. Sì, dai. Oggi lo facciamo strano, lo so che poi vi incito alla rivolta facendo così, ma lo so. Allora, all'interno delle idee, Concita De Gregorio dice: il proibizionismo non salverà i ragazzi dai telefonini. È chiaro, come la droga, dici che non si può drogarsi comprando queste cose all'aperto e tutti ugualmente comprano queste cose.
Sfiducia nei politici. Gli italiani dicono no al terzo mandato, signori. Siamo su Repubblica ed è Ilvo Diamanti che dice questa cosa. Ma come? Sì, da tutte le parti, tranne che nel Veneto. Su Repubblica c'è anche Richard Gere, che a me sta un po' sulle scatole, chissà come mai, qualcuno di voi lo immagina, ma c'è una battaglia bella bella che sta facendo, la mia battaglia per difendere i popoli incontattati. Pronto? Pronto? E li contatto ma non rispondono, sfido io, sono incontattati, è un termine che non abbiamo mai usato finora e sono vergine da questo punto di vista e quasi un po' mi vergogno. Cioè, come si chiamano quelli che vivono in un posto isolatissimo e che non sono stati mai contattati da nessun altro popolo e vivono così bene? Si chiamano incontattati. Hai visto, Semivari? Vado a pagina 6. Fratelli d'Italia difende la tassa sulle banche. Salvini chieda conto a Giorgetti. Asse con Forza Italia contro le richieste leghiste di un aumento del contributo da 4 miliardi, perché la Lega ha detto: se questi fanno gneniero, attenzione, aumentiamo di un altro miliardo. Ditemi se non siete d'accordo. Me lo fate un messaggino al volino? 3406709 parlo con voi che siete in coda in questo momento, tanto siete fermi, fermatevi, spegnete il motore che tanto quel semaforo è lungo e inviate un messaggio al 3406709 Il governo rivede l'imposta sui dividendi dalle partecipate, ipotesi aliquota piena fino al 5%, non gliene frega niente a nessuno, però scherzi a parte, con le banche come bisogna comportarsi secondo voi? Pagina 6 di Repubblica, citofonare Giancarlo Giorgetti. L'invito, eufemismo, alla Lega che continua a spingere per aumentare il contributo a carico delle banche arriva da Fratelli d'Italia. Chieda a lui cosa vuole fare, incalza il partito economico il responsabile economico del partito osnato. Si fa sentire anche Forza Italia che si dice d'accordo con i meloniani. L'asse prende forma con le parole del portavoce nazionale degli azzurri Raffaele Nevi, quello simpatico. Condivido le parole di Osnato, gli amici della Lega chiedessero al ministro dell'economia che ha fatto l'accordo con le banche, ma intanto il Carroccio, scrive Repubblica, tira dritto. Matteo Salvini in persona rilancia la necessità di chiedere di più agli istituti di credito. La nuova arringa è contro il presidente dell'ABI Patuelli, che ha contestato l'esistenza del concetto giuridico degli extra profitti, cioè dice che non esistono. Che fareste voi? 3406709 e visto che mi state già scrivendo e sono contento, vi premio con Claudio Borghi Aquilini. Vi regalo questa caramellina molto succosa. Il senatore della Lega dice: il Parlamento è sovrano, cambieremo su affitti e credito. L'intervista con Claudio Borghi Aquilini è quest'oggi, grazie a Giuseppe Colombo, sul quotidiano Repubblica. Posto che il contributo l'ha proprio scritto Giorgetti, quindi sicuramente d'accordo, ricordo anche agli alleati che la legge di bilancio la approva il Parlamento, non il governo. A Fratelli d'Italia e Forza Italia, che invitano il Carroccio a rivolgersi al loro ministro dell'economia per aumentare il contributo a carico delle banche, risponde Claudio Borghi, tra i più vicini a Matteo Salvini, senatore leghista che è in onda qui su Radio Libertà il martedì sera, rilancia: sarà la Commissione Bilancio del Senato ad approvare l'aumento. Sappiamo bene che proprio in questi giorni approva ufficialmente, è già approdato in Parlamento al Senato questa cosa, legge di bilancio, però adesso inizieranno gli emendamenti, sarà un casino della miseria, come ogni anno, signor, come ogni anno. Poi lo chiediamo, alle 9 c'è Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega, chiediamo se è cambiato qualcosa rispetto agli scorsi anni quando c'è questa finanziaria. Alla legge di bilancio basta un contributo di 4 miliardi dalle banche. Perché chiedere di più, chiede Repubblica, Claudio Borghi Aquilini. Dopo aver letto la versione definitiva della manovra sono emerse molte cose di cui non eravamo a conoscenza e che vanno corrette. D'altronde è Tajani il primo a chiedere modifiche, ma dimentica che per farle servono soldi.
Le coperture aggiuntive non si possono recuperare da un'altra parte? Chiede Giuseppe Colombo di Repubblica a Claudio Borghi. La Lega non intende chiedere neppure un centesimo in più ai cittadini. È giusto che paghi chi ha fatto 100 miliardi di utili negli ultimi 2 anni. Per Forza Italia così si corre il rischio di irrigidire gli istituti di credito. Attenti, se entrate in banca in questi giorni sono tutti irrigiditi. Non temete contraccolpi sull'erogazione del credito a famiglie e imprese? Santa polenta. Cioè, sono già bastardi, adesso che diventano pure stronzi. Mi piace questa, lo so. Se Forza Italia non vuole correre rischi, siamo pronti a trasformare il contributo nella tassa adottata in Spagna a parità di gettito, una percentuale secca sul margine di interesse e le commissioni, e uno schema che funziona. Non mi pare che le banche spagnole siano andate a gambe all'aria. Al contrario, continuano a macinare utili su utili. Ragazzi, Claudio Borghi ha fatto una vita in questo mondo. Come volete utilizzare l'eventuale gettito aggiuntivo? La prima cosa da fare è cancellare l'aumento delle tasse sugli affitti brevi. È una follia, sarebbe stato opportuno discuterne prima di dare il via libera alla manovra. Perché siete contrari? Stiamo parlando di un prelievo su chi ha una sola casa. Per noi è importante tutelare i piccoli proprietari. Non servono miracoli, bastano 100 milioni per cancellare l'aumento della tassazione sul primo immobile. Claudio Borghi Aquilini, signori, oggi sul quotidiano La Repubblica, e chiaramente, signori, vale la pena? Mi state scrivendo che lo volete tutto? Volete che legga ancora l'intervista? Cioè, c'è la clac praticamente. Dai, sono ancora poche righe. Chi paga? Le banche, dice Claudio Borghi. Chi se no? 100 milioni sono l'1 per 1000 dei 100 miliardi che hanno, e aspetta che giro la pagina con fatica, accumulato ultimamente. Ci sono altre norme da rivedere? Avrei evitato di lasciare il simulacro dell'aumento dell'età pensionabile dal 2027, ma va bene così. È un invito a nozze per farlo saltare con la prossima manovra. Non esiste che l'età per andare in pensione aumenti anche di un solo giorno, quando in Francia si può lasciare il lavoro a 62 anni. La legge di bilancio sposta opere e milioni sui bilanci dei prossimi anni. Siete d'accordo? Quelli che in queste ore vengono definiti impropriamente tagli sono in realtà rimodulazioni di spesa. Per noi va bene perché le opere non perderanno neppure un euro. Così Claudio Borghi Aquilini, quest'oggi sul quotidiano Repubblica. È chiaro che, ve l'ho detto, è pericoloso entrare su Repubblica perché ti ritrovi la line. Non prendete in giro la line, quanti messaggini che mi stanno arrivando per Halloween, non li citerò, guarda, siete cattivissimi e io non approvo queste cose. Schlein, mentre Meloni cerca nuovi nemici, l'Italia sta sempre peggio. Chiaramente l'intervista di Gabriella Cerami a pagina 7 del quotidiano Repubblica. La promessa peggiore che hanno tradito è sulla previdenza. La destra voleva abolire la Fornero e ora manda tutti in pensione 3 mesi dopo. E chiaramente siamo qua a lavorarci, ragazzi, ma non è così semplice. 5 miliardi e mezzo per la sanità pubblica dai sussidi ambientali dannosi. Noi proponiamo, ma il governo ci sbatte la porta in faccia. Sempre nella stessa pagina, ma con un riquadretto più piccoletto. Conte rieletto presidente dei 5 Stelle. Ma solo il 58% degli iscritti ha votato. È stata durissima perché c'erano un fracco di candidati, veramente, però Giuseppe Conte l'ha spuntata. Era l'unico candidato, ragazzi, ma fa ridere che abbiano votato solo il 58% degli iscritti, cioè non bisognava neanche alzare il culo, si faceva tutto online, ragazzi, non c'hanno voglia neanche di cliccare. E per i 5 Stelle la cosa direi che è grave. Sono a pagina 13, signori. So che vi sta antipatico, però quello che sta portando avanti secondo me è una cosa importante. Ci sta antipatico perché ha fatto parte di quelli che hanno denunciato Matteo Salvini, lo sai, perché non ha fatto sbarcare i poveri migranti, ma guarda un po', perché difende il suolo italiano, ma pensa qui. Pagina 13 di Repubblica. Richard Gere è lui che scrive: salviamo i popoli incontattati. Pronto? Non rispondono perché sono
liberi, non sono mai stati beccati da nessuno e non hanno nessun contatto con la realtà schifosa che viviamo noi ogni giorno. E i popoli incontattati, metà sono a rischio estinzione. L'attore attivista americano lancia l'allarme sulle 196 tribù, decisivi i prossimi 10 anni, la diversità è necessaria a tutti. Paginone a pagina 13 di Repubblica. Le minacce più gravi sono l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse. È un genocidio silenzioso. Ho già sentita questa parola. Sono attaccati da un colonialismo che li stereotipa come primitivi e li considera inferiori. Signori, che vi stia antipatico oppure no, il bellissimo Richard Gere vi aspetta oggi sul quotidiano Repubblica a pagina 13. La cosa divertente è che a pagina 16 si parla di terzo mandato e vai, chi è, ma chi è Ilvo Diamanti con le sue mappe che dice sempre il contrario di quello che effettivamente è, però giustamente Repubblica gli dà un'importanza incredibile. Perché? Perché sul terzo mandato gli italiani sono tutti d'accordo, no degli italiani, no al terzo mandato, signori, ma siamo matti? Assolutamente no, sono contrari 6 su 10. La tendenza riflette il sentimento antipolitico diffuso da anni. Nel PD addirittura il 70% lo boccia, il partito con più sì è Fratelli d'Italia con consenso al 51%, ma poi se vai a vedere nel nord-est record di favorevoli. Ma va? Ma guarda, cioè io adesso non voglio fare pubblicità a Zaia, alla Lega, che sapete bene adesso al posto di Zaia c'è un altro pezzo da 90, Stefani, con Luca Zaia candidato in tutte le province, quindi potrete votare, cari amici veneti, Zaia senza nessun problema, Lega Zaia, cioè capisci? Nel nord-est record di favorevoli al terzo mandato semplicemente perché Zaia è stato l'unico che ha governato bene in tutta Italia, è quello più bravo, più figo, che tiene la sua terra, che non manca mai di esserci, e gli altri probabilmente hanno fatto schifo politicamente, of course, e quindi il resto d'Italia non è favorevole al terzo mandato. Via, capisci? Ilvo Diamanti, I love you. Siamo sempre su Repubblica e questo titolo mi stupisce, eppure lo scrivono su Repubblica, vuol dire che è vero. Notte di coltelli a Milano, 6 feriti in poche ore, il più grave a 18 anni. Signori, Milano! Sono ormai, le chiamiamo così, le cronache Maranza, potremmo dire, però ancora Repubblica non osa scrivere questa cosa. 3 episodi tra centro e periferia, il più serio della movida, 2 ragazzi presi di mira da coetanei, sembra per futili motivi. Notte di coltelli e di feriti, se ne contano 6 tra centro e periferia di Milano, uno dei quali gravissimo, 3 episodi senza alcun collegamento, 2 tentate rapine, una sorta di regolamento di conti senza motivi, altro che violenza fine a se stessa. E signori, c'è un paginone intero su quello che è successo a Milano e naturalmente nessuna riflessione politica, zero, solo la cronaca, signori. Se non bastasse c'è anche Palermo, ancora violenza nella zona rossa. No, a me fa pensare questa roba, perché quando ti ritrovi in una pagina del genere tutta piena e nessun commento politico, cioè vuol dire che non è stata presa assolutamente in considerazione la notizia dei politici, tutto bene, percezioni. È che sai, se la percezione finisce su un paginone di Repubblica, qualcuno dovrebbe alzare il sopracciglio? Nessuno. Si parla però di San Francesco, il santo più bello. Ciao Francesco, sei tu il santo del giorno. Preparatevi, pagina 21, per la prima volta nella storia, a febbraio dell'anno prossimo verranno mostrati al pubblico i resti di Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte. Fede, gadget,
biscotti per il corpo del santo. Ad Assisi è tutto esaurito. Dai, cosa c'è di buono da comprare? Allora, i mostaccioli di San Francesco prendono il nome dal dono di un dolce che il santo avrebbe ricevuto da una donna devota di Alvito, un paese della ciociaria, ma c'è anche il dolce Carlo a base di porridge, dedicato ad Acutis, che era nato a Londra. Il corpo di Carlo Acutis, lo ricordiamo, è in una teca della chiesa di Santa Maria Maggiore. Beh, ragazzi, cominciamo a pensarci, bisogna fare un giro ad Assisi e a comprare i mostaccioli e ne parla con un paginone, pagina 21, il quotidiano Repubblica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Beh, lui è un grande, signori. Se vi sposate, chiamarlo e fa un'atmosfera col suo sassofono pazzesca. Emanuele di Luigi Zimmitti, Pierre Bachelet, 1974, Fausto Papetti la rese famosa in Italia, ma lui è Luigi Zimmitti che gira la Sardegna e l'Italia a matrimoni, comunioni, eventi. E poi c'è la spaziale, lui il sassofono, una cosa veramente da spettacolo. Buongiorno da Sammy Varin, ogni mezz'ora solo artisti indipendenti, sconosciuti a livello nazionale, se sono famosi io non li trasmetto. Scrivete a sammy.varin@radiolibertà.net, fatemi ascoltare le vostre produzioni, se meritano ogni mezz'ora io ne mando una. Il diritto di occupare la scuola non esiste, esiste invece il diritto allo studio, fatelo rispettare, ci scrive Silvio. Tra poco vedremo cosa succede nelle scuole. Adoro la tua rassegna stampa, Sammy. Sei di una imparzialità senza confini. Ti adoro, scrive Disma da Barletta. Mi diverto tanto e lo dico senza. Io ti ringrazio, ma un po' di ironia ce la e che la mia sia una rassegna stampa imparziale è assolutamente assodato. Ti ho appena letto Repubblica, ragazzi. Io sento le vostre vibrazioni, vibro quando leggo Repubblica, percepisco delle cose pazzesche che mi arrivano attraverso le onde elettromagnetiche e so che non godete in quel momento, ma che vi infervorate. Ma la rassegna stampa è bella per quella di Radio Libertà. Per quello che dico, chi mi sta ascoltando ad esempio sulle pagine Facebook o su YouTube, schiacciate condividi e condividete questa diretta anche sulla vostra pagina o la spedite a parenti o amici con la puzzetta sotto il naso. Davvero, grazie comunque Disma da Barletta, sei gentilissimo. Buongiorno, la tassa sulle banche è ottima, basta che però poi le banche non ci rifottono a noi, ci scrive Andrea. No ragazzi, stavolta controlliamo. Ciao Sammy, dell'estinzione degli italiani non si interessa nessuno? Caro Mario, sicuramente non Richard Gere, anzi, lui sarebbe a favore. C'è un sito ucraino per comprare quei mitra? Eccolo lì, Marco. Non si può comprare i mitra. Tu chiedi a quelli del Fatto Quotidiano che oggi lo mettono in prima pagina, il mercato nero. Perché parli terrone? Non ho capito. Cosa c'entra? Niente. L'avevamo detto forse un paio d'anni fa, appena è cominciata la guerra, attenzione a dargli tutte queste armi. Poi non arrivano a loro, arrivano al mercato nero. E infatti, quella delle banche è la solita bufala. Come mai le stesse possono moltiplicare gli utili senza nessun controllo a spese di noi poveracci? Ma non è vero, ma non esiste niente. Certo, sono percezioni quelle degli utili. Certo, Zai ha governato bene, pro-vax, pro-eutanasia, pro-gay. Ragazzi, è comunque quello che piace perché riesce a far felici tutti quanti e quindi non possiamo che dire Zaia forever. La politica è anche questo. Alberto, una riflessione sulla cronaca di sabato e domenica. Abbiamo i vigili che ti multano se fumi una sigaretta, ma 6 episodi di accoltellamento in un sabato sera ad opera dei soliti noti fanno veramente amarezza e secondo me è ora di pensare a delle leggi che prevengano certi episodi, ovvero perquisizioni mirate e se li becchi con la lama li metti dentro o li metti da un'altra parte, non li lasci girare perché è evidente che sono in giro a caccia ed è evidente che non si sta facendo abbastanza. Ci vogliono leggi speciali, poteri speciali alle forze dell'ordine. Alberto, questi sono i vostri WhatsApp al 3406709659. Potrei continuare, ma vado avanti invitandovi a dire la vostra, ragazzi. Qui davvero lo potete fare. Allora, vi siete comprati i mostaccioli di San Francesco? Io non ancora, però mi viene voglia di comprarli, mi viene voglia. Ricordiamo, da febbraio il corpo, i resti mortali di San Francesco verranno mostrati al pubblico in occasione
degli 800 anni dalla morte, ma soprattutto avete sentito, si ritorna a fare vacanza. Peccato che sia domenica l'anno prossimo, e però Sammy Varin pensi sempre a stare a casa a dormire. Vergognati. Andiamo sul quotidiano La Verità. Attenzione, qui ribaltiamo completamente la notizia che c'è su tutti gli altri giornali, ovvero che cattivoni di destra avrebbero addirittura inneggiato al duce, hanno fatto le svastiche sulle scuole, hanno fatto brutte cose. La Verità forse dice la verità? Non lo sappiamo, come non penso che noi abbiamo la verità in tasca. Sì, la compriamo, però non la teniamo più in tasca, ormai è tutto digitale. Noi pensiamo di dire cose che gli altri non dicono e vi mettiamo il dubbio. Il mio lavoro è bellissimo, mettervi il dubbio. Avete problemi, dubbi, incertezze? Fotte un cazzo, si diceva ai tempi del militare. La Verità cosa dice in prima pagina? C'è l'emergenza Maranza, non l'allarme fascismo. Ecco che rigira la frittata. Non so come vi piace la frittata, ma la verità la rigira. Quindi non sono fascistelli, sono Maranza che fanno i deficienti. Tra accoltellamenti e scippi la gente ha paura a uscire di casa. Questa è la verità, ragazzi. Quello che vi ho detto che è successo nel weekend a Milano e non soltanto. Non ci stiamo, e nessuno ha commentato su Repubblica, come se davvero siamo tutti pazzi completamente. Succedono cose, il giornalista che non può stare zitto perché capisci che non gli puoi mettere la maschera davanti, non lo puoi mascherare, non lo puoi zittire. A un certo punto queste cose escono, e se lo dicono cazzo anche quelli di Repubblica, c'è qualcosa di strano che nessuno poi commenti. Quelli del PD dormono, quelli di destra chiaramente Repubblica non li fa passare, e allora non ci sono commenti. La Verità dice c'è l'emergenza Maranza, non l'allarme fascismo. A Genova ha salito un liceo occupato. La sinistra accusa subito l'estrema destra, ma la questura e i testimoni parlano di minorenni violenti. Quei bulli non politicizzati e spesso stranieri che terrorizzano le nostre città. Signore e signori, questa è la cronaca Maranza. Tra accoltellamenti e scippi, la gente ha ormai paura a uscire di casa. Un articolone firmato Maurizio Belpietro, che abbiamo intervistato l'altro giorno qui su Radio Libertà. Notizie di ordinaria criminalità. A Milano, nella zona del Parco Sempione, un ragazzo italiano di 18 anni e un egiziano di 17 sono stati feriti da una banda di nordafricani. Ogni giorno, ma sempre peggio. E adesso il passo avanti è dare la colpa ai fascisti che non esistono più. Siamo sul quotidiano La Verità, signori, e la notizia ci coglie impreparati, ma siamo pronti ormai anche a questo. Eutanasia folle in Belgio, lo Stato ucciderà questa ragazza sana. Francesco Borgonovo invece parla dei giovani fragili. Il patriarcato però c'entra poco, fa danni l'ideologia. Sempre sul quotidiano La Verità, USA-Cina pronte alla pace sui dazi, accordo su terre rare e TikTok. Intanto Mosca allontana la tregua, Unione Europea impazzita. Presi 2 super ladri del Louvre, stavano scappando in Africa. I rapinatori erano noti alla polizia, gioielli spariti. Tanto per mettere un po' di gossip, per il fisco transalpino Brigitte Macron era un uomo. Manipolati i dati, falla nel sistema. E lo so che voi gomblociste, queste cose sono bellissime per voi. Vado all'interno del quotidiano La Verità, cosa credete? Ho penetrato Repubblica, penetro anche La Verità. Pagina 2. Raid al liceo occupato, il PD urla allarme fascisti, polizia e testimoni no erano Maranza. Ragazzi,
Rispetto a tutti gli altri quotidiani, oggi La Verità gira completamente la posizione ideologica. Emergenze vere e presunte, titola, con Carlo Cambi, che racconta: devastata una scuola a Genova, spunta pure una svastica, spunta la svastica scuola, ma gli studenti aggrediti dicono la politica non c'entra. Paginone per raccontarla differentemente con Carlo Cambi, oggi a pagina 2 del quotidiano La Verità, che spesso Cambi è ospite su queste frequenze. Naturalmente c'è anche Ranucci che incolpa Fratelli d'Italia per la multa, poi dice che in Rai si sente libero, Report attacca pure Lollobrigida, La Russa, Junior, Giubilei, che reagisce dicendo falsità, ma queste cose le trovate su miriadi di altri quotidiani e io proprio non le tratto. Tratto invece questo, signori. Già, allora, prima di tutto Maurizio Belpietro che prosegue a pagina 3 il suo editoriale dicendo: il vero pericolo è la saldatura immigrati centri sociali. Attenzione, è tutto vero, è tutto vero. Da Roma a Milano, città in mano alle bande, scrive più in basso Fabio Amendolara. Un italiano su 3 almeno una volta ha rinunciato a uscire di casa per paura. I centri amministrati dai Dem sono i più violenti, le dinamiche sono simili, cittadini ignari vengono accerchiati e feriti con coltelli anche solo per una catenina o uno smartphone, signori. Fabio Amendolara, anche se le prime statistiche del 2025 rappresentano una realtà più distesa rispetto al passato, con i reati che le forze di polizia definiscono predatori in calo, lo sapete bene, non vengono denunciati, la strada ha un'altra voce. Dai sottopassi, dai parcheggi, dalle stazioni, dalle periferie delle grandi città italiane, la voce di chi ha preso una coltellata o ha visto in azione i Maranza a distanza ravvicinata restituisce una percezione della sicurezza completamente differente. Milano è la metropoli più utile per comprendere il paradosso. Nella sola notte tra sabato e domenica si sono verificati 3 accoltellamenti in viale Luigi Commons, a 2 passi dalla Triennale. 2 ragazzi, un 18enne italiano, un 17enne egiziano, sono stati aggrediti da un branco di nordafricani che poco prima avevano infastidito i passanti. L'italiano è stato raggiunto da un fendente all'orecchio da una coltellata alla pancia, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda e operato d'urgenza. L'egiziano è stato ferito alla testa e portato a Fatebenefratelli Fratelli. Gli altri 2 casi, in via Bizzola, zona Bicocca, altri 2 ragazzi, 19 e 21 anni, entrambi colombiani, hanno riportato feriti da coltellamento durante una rissa. In piazza Costantino altri 2 uomini, un algerino di 28 e un belga di 34, sono stati soccorsi dopo un'aggressione all'arma bianca. 6 vittime in una notte e non è un'eccezione. La dinamica è sempre la stessa: gruppo che si avvicina, accerchiamento, minaccia, uso di coltelli o armi improvvisate, scomparsa rapida. Prosegue l'articolo, signori. E lo so, sono cose che poi fanno venire paura, soprattutto se avete dei figli, dei nipoti, però ormai non si può far finta di niente. Vedi che se leggi Repubblica nessuno osa commentare, e qui il commento c'è, è bello tosto, di Maurizio Belpietro, come vi dicevo. Il vero pericolo è la saldatura tra immigrati e centri sociali, cioè tra quelli che rispettare le leggi assolutamente no. Capisci? Da una parte gli immigrati, figli del barcone, per cui loro ce l'hanno già le loro leggi, la loro legge è la Sharia, e i centri sociali che dicono via via la polizia, che fanno i corsi per cancellare la polizia e che chiaramente tutto tranne le leggi Salis, Docet, Salis è quell'altra, ormai qui si fa confusione l'una e l'altra, ma qual è la più cattiva della Salis? Ma questa o quell'altra? Alberto Semmivarino, oh, ma di che ti impicci? Pagina 7 della Verità, ragazzi, sacro, tutti in piedi, bravi. Alberto Gusmeroli, intervista oggi sulla Verità con Fabio Dragoni, che intervista Alberto Gusmeroli dicendo: sulla pace fiscale
si può fare di più. Che ci siano delle novità. Tan tarata. Il deputato leghista ospite anche lui spesso e volentieri su queste frequenze. Se siete nuovi ascoltatori, cercate sul sito radiolibertà.net il nostro podcast e riascoltate qualche trasmissione. La mattina, rassegna stampa, ma soprattutto la sera con Antonino Danna dopo le 18. Sulla pace fiscale si può fare di più. Alberto Gusmeroli, commercialista e deputato della Lega, presidente della Commissione Attività Produttive, sindaco di Arona, posto bellissimo se avete una fidanzata, una moglie, un amante, la dovete portare ad Arona, padre di 2 figli, ma anche della pace fiscale. Si può dire? Con Siri, Bitonci e Garavaglia, risponde Gusmeroli. A 1 anno e mezzo dal progetto di legge sulla rateizzazione lunga, grazie al vicepresidente Salvini e al ministro Giorgetti, ora è in legge di bilancio e non era scontato. Perché dovrebbe funzionare? Facciamo tesoro di errori e criticità delle 4 rottamazioni precedenti in cui si chiedeva un grosso anticipo e una rateizzazione breve. Siamo riusciti a far approvare la rateizzazione lunga in 9 anni con rate tutte uguali, senza sanzioni né interessi. Non si decade se si ritarda, né se si salta una rata. Avete capito bene? È quello che succede a moltissimi. I mesi di tolleranza sono 4. Il fisco è un po' meno nemico, cioè non è amico, ma è meno nemico. Un fisco amico, ragazzi, questa è un'invenzione del PD. Regalo agli evasori, dice l'opposizione. È escluso chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Loro sono i veri evasori. Non quei commercianti, pensionati, artigiani, professionisti o imprenditori che non sono riusciti a pagare quanto regolarmente dichiarato. Non può essere una colpa avere un momento di difficoltà. Pensi alle chiusure per il Covid, non è un condono a differenza delle rottamazioni precedenti. Insomma, soddisfatto? Il Parlamento sovrano potrà valutare miglioramenti rispetto alla proposta iniziale della Lega e a tutte le rottamazioni precedenti. Rimane fuori chi è in regola con la rottamazione quater o chi ha presentato la dichiarazione dei redditi ma ha subito un accertamento. I periodi delle cartelle sono stati ampliati dal 30 giugno 2022 al 31/12/2023. Motivazione? Squisitamente tecnica, questioni di copertura di bilancio, servono alcuni miliardi in base ai conteggi della ragioneria per far rientrare nella nuova rottamazione chi è in bonus con la quater. In ogni caso vi rientrano comunque milioni di cittadini. Perché ce l'avete con le banche? Chiede la verità ad Alberto Gusmeroli. Ma quando mai? Risponde lui. In questi anni molte banche si sono allontanate dal loro core business, il finanziamento a famiglie e imprese. Hanno macinato tanti utili, prima grazie ai servizi e alla finanza, poi con l'aumento dei tassi che si è ripercosso solo sui prestiti e non sui depositi. Noi che vogliamo continuare a rilanciare l'economia chiediamo un contributo equo a loro e alle assicurazioni. Ne trarranno giovamento perché cresceranno i consumi. Oggi c'è Gusmeroli sul quotidiano La Verità, assolutamente da non perdere. E chiaramente, signori, non dovete essere leghisti per acquistare il quotidiano La Verità, assolutamente no. Confindustria si lamenta spesso, niente per le imprese, risponde Gusmeroli. Grazie alla Lega tornano iperammortamento e superammortamento. Sono 4 miliardi. Sosterranno gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, arredi di tantissime imprese, artigiani e commercianti. Il governo Conte 2 aveva trasformato il superammortamento in detrazione per poi eliminarlo. La Lega era contraria. Il superammortamento è un forte incentivo alla crescita, spinge gli investimenti in beni strumentali e aiuta chi quei beni strumentali li costruisce, misura di facilissima applicazione anche sulle piccole e medie imprese. E ancora, la riduzione dell'IRPEF dal 35 al 33%, più simbolica che altro. Anche i simboli hanno importanza, dice Gusmeroli. Per la prima volta si riduce seppur di poco la pressione fiscale al ceto medio. Può anticipare un successivo ulteriore ampliamento della riduzione delle aliquote.
Il concordato preventivo è stato un flop, ammettiamolo. Lei sa che sono intellettualmente onesto, dice Gusmeroli. Il concordato preventivo era macchinoso e complicato. Il gettito è stato inferiore al previsto. Il primo biennio è stato adottato da chi ne traeva solo vantaggi pagando meno imposte. Il secondo anno sembra sia stato utilizzato solo da 40-50 mila imprese su una platea di milioni. Come Lega da sempre proponiamo la flat tax incrementale, un sistema semplice a fronte di un reddito aggiuntivo rispetto alla media degli anni precedenti, si paga il 15%, non il 23, 33, 43. La Lega presenta nel 2019 la sua proposta di legge, poi inserita nella delega per la riforma fiscale. Applicata solo nel 2023 ha funzionato benissimo, piaciuta a tutti, commercialisti e imprenditori. Infatti proponiamo in questa legge la detassazione degli incrementi retributivi contrattuali, misura molto simile al taglio del cuneo fiscale, cerca di avvicinare la forbice tra stipendio lordo e netto. Infine un forte impegno in manovra per la sanità, ma con attenzione agli equilibri di bilancio. Sta per finire l'intervista a Gusmeroli, litigate sugli affitti brevi? Risponde lui, la Lega nel 2011 col ministro Calderoli è stata la prima a prevedere la cedolare secca sugli affitti. Abbiamo impedito a Draghi di riformare il catasto allineandolo a prezzi di mercato. Sarebbe stata una patrimoniale con nuove tasse per tutti. Nel 2019, sempre grazie alla Lega, per un solo anno è stata applicata la cedolare secca sugli affitti commerciali. In Europa la Lega si batte contro le direttive sulle case green. La casa è un bene fondamentale. La Lega l'ha sempre tutelato, scongiurando aumenti di tassazione. E ora scorporiamo la prima casa dal conteggio dell'ISEE. Per noi la casa viene prima di tutto. Paginone di Fabio Dragoni con l'intervista ad Alberto Gusmeroli, oggi a pagina 7 del quotidiano La Verità. Altra intervista del lunedì, bella bella, che vi consiglio, è a pagina 9. Ho cercato in tutti i modi di non arrivare a 80 anni. Oggi La Verità intervista Massimo Fini. Bevo ancora vodka, fumo e la notte frequento bettole. Milano è diventata una città di merda. Stimo la Meloni ma non voto. Il titolo del mio coccodrillo fu Ingenuo. Da quando criticai le bombe alla Serbia non mi invitano più nei talk show. La scrittura è come la musica, bisogna ispirarsi ai cantautori. Bella intervista oggi a pagina 9 del quotidiano La Verità con Massimo Fini. Sì, arrivano WhatsApp, bravi, grazie al 340 67 09 659. Il consiglio del Semivarine è proprio quello di scrivere quello che pensate senza peli sulla lingua, naturalmente, perché il bello della nostra radio è che davvero si può dire ciò che si vuole senza avere paura e dopo questi cosa pensano, cosa dicono, niente, semplicemente leggiamo il vostro messaggio. Dove vado? Vado sul quotidiano La Stampa? Sì, dai, andiamo sulla Stampa. Par condicio, assolutamente sì. Eccola qua, affitti e pensioni. La manovra cambia. Salvini insiste sugli extraprofitti. Il MEF dice sì a modifiche, ma solo con saldi invariati. Banche, scontro nel governo. Il ministro Foti, ognuno rinunci a qualcosa. Di spalla si parla di gay, certo, perché ciò che stanno combinando i nostri amici della CEI è strano, è strano. Savino, la Chiesa dia dignità ai gay, legge sul fine vita. Oggi Giacomo Galeazzi della Stampa intervista il vicepresidente della CEI, nessuno escluso, è un primo passo, non l'ultimo. Per la Chiesa italiana l'inclusione non è uno slogan da esibire, ma un processo di conversione, dice il vescovo Francesco Savino, vicepresidente della CEI. Vediamo tra poco. Ci sono altri titoli che possano interessarci. Sì, piano Trump per Kiev, sì per 4 italiani su 10. È un po' pochino, decisamente. Giro la pagina, entro all'interno, eccola qua. La manovra, ultimo scontro. Scintille, Salvini alleati, se le banche si lamentano pagheranno di più. Fratelli d'Italia chieda a Giorgetti, Forza Italia, il ministro è il garante dell'accordo, intesa invece sugli affitti brevi si possono rivedere. La rottamazione
viene inquadrata dal presidente dei commercialisti, Ordine Nazionale Commercialisti, Elbano Denuccio, intervistato quest'oggi sul quotidiano La Stampa, pagina 2. La rottamazione sostiene chi è in difficoltà, ma sui dividendi investitori penalizzati. Il presidente dei commercialisti dice bene le misure per le imprese. Intervistato da Claudia Luise quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Ancora sul quotidiano La Stampa c'è Tommaso Foti. Ora le banche e i partiti abbassino i toni. Tutti devono rinunciare a qualcosa, così il ministro per gli affari UE. Gli istituti di credito, la priorità è anticipare il rientro del deficit. Cerchiamo di remare insieme per un futuro migliore. Portare il rapporto deficit-PIL sotto al 3% sarà un grande vantaggio. Il Parlamento farà i ritocchi che vorrà rispettando i saldi di finanza pubblica che sono le nostre colonne d'Ercole. Intervistato Tommaso Foti oggi a pagina 3 del quotidiano La Stampa. Che giro di nuovo, perché giustamente si riassume poi quello che sta accadendo, come cambia la manovra. Pagina 4, la finanziaria presentata in Senato è già vecchia, siamo sulla Stampa, non so se l'avete capita, le prime correzioni su Airbnb, cedole e previdenza. 520 milioni è il taglio subito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il 2026, scusate, pensano di far arrabbiare Salvini, e poi il riassunto naturalmente su ciò che sta accadendo. Prima casa, aliquota al 21 al 23%, dietro fronte sull'età pensionabile delle forze dell'ordine, bilanci, aiuti, assunzioni in deroga per i comuni, dividendi delle società, giù la tassa per quanto concerne le banche. Ricordiamolo, si sta ancora parlando e si deciderà in Parlamento, ma siamo sulla Stampa e ci vuole un po' di pepe in culo. Ancora sulla Stampa, ma sto per fermarmi, c'è Putin che mostra i muscoli. Mosca testa il supermissile nucleare e bombarda Kiev, negoziati sospesi. L'inviato negli USA, l'Unione Europea non vuole la pace. La diplomazia dei cioccolatini e uno zar a cui nessuno dice la verità. A Washington Dmitriev si distribuisce dolcetti con le massime di Vladimir. La Russia non ha confini. L'analisi di Anna Zafesova quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Sto per fermarmi, anzi mi fermo perché il bello arriva tra pochissimo, signori, già, vi parlerò degli italiani che sono stanchi della guerra in Ucraina, ma anche dei gay a cui la Chiesa ha restituito dignità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'azione di un ennesimo fronte depressionario continua ad influenzare il tempo anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata l'Italia risulterà sostanzialmente divisa in due dal punto di vista meteorologico, con le regioni meridionali e parte del centro afflitti ancora da qualche precipitazione e con il nord che vede invece un tempo asciutto, con generose schiarite soleggiate. Nel pomeriggio le piogge tenderanno a cessare sulle regioni centrali e ad attenuarsi su quelle meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola, quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas,
una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca e bronco-free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimoulat Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Belle atmosfere, signori, che trovate solo da noi, perché sono artisti indipendenti sconosciuti a livello nazionale. Lui si chiama Alessandro Quarta. Quelle che avete sentite sono le note della creazione, la sua creazione. È un progetto musicale in 6 movimenti dedicati alla terra, all'acqua, all'aria, al fuoco, all'etere. Qui si esplora appunto il tema dell'origine, la creazione, il passaggio dal nulla all'esistenza, fondendo lo stile classico con il jazz e la world music. È soprannominato il rocker della musica classica, suonerà domenica 9 novembre al Teatro Umberto Giordano di Foggia, il 10 a Bari, il 5 dicembre a Gravina di Puglia, poi il 7 a Merano. Oh ragazzi, cercatelo su internet, Alessandro Quarta, un intero mini LP, in questo caso con la creazione. Con il buongiorno rinnovato vi creo ogni giorno le notizie, non le invento mica, ma vi metto sul tavolo roba buona che non trovate facilmente sui quotidiani e io ve la tiro fuori e vi do la possibilità di nuove argomentazioni con amici, parenti, compagni, in senso buono. Buongiorno a chi ti ho bonificato 10 euro a tutto lo staff. Ciao Barbone, cioè no, lui lo dice a me e io lo dico grazie Andrea da Roma, grazie a tutti voi. No, mi piace quando vinco questo bonus, vuol dire che ho reso, capito? Se la trasmissione di Sammy Varin rende, beh, fateci anche voi un pensierino. Andate sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici, abbonati e con una carta di credito ci fate il bonifico che volete. Certo che se siete appassionati della coda in mezzo ai marocchini fuori dalle poste, beh ragazzi, prendete uno di quei fogli bianchi di conto corrente postale e ci scrivete 3767 1294, lo ripeto perché non avevate la penna, 3767 1294, intestato a Radio Libertà Milano, casuale, causale, sempre quella, contributo volontario. E grazie a chi ci può aiutare dando una mano alla nostra redazione con 5, 10, 50, 500 euro. Ogni tanto capita anche qualche signora gentile. Grazie a chi ci sostiene. La tassa sulle banche è ottima, basta però che le banche non ci rifottano a noi e questa è la meditazione che chiaramente abbiamo tutti noi e che magari andremo a domandare, visto che alle 9 abbiamo con noi il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Tra i messaggi arrivati al 340 6709 659, buongiorno. Perché quando i 5 Stelle parlano che il centrodestra ha messo le solite tasse, perché non ricordate a questi dei 5 Stelle che noi italiani dobbiamo pagare per anni le loro elargizioni e che hanno fatto solo danni e solo una percentuale del quasi 5% hanno usufruito di queste elargizioni? Ma quel 5% sono stati belli contenti, Basta farli stare zitti questi della sinistra, è vero, Quando gli dici queste cose ai 5 Stelle loro dicono ancora questa menata e non ne possono più, che glielo ricordiamo. C'è anche un messaggio audio sul cursore, vediamo cosa dice questo. Buongiorno Sammy. Buongiorno. Spieghiamoci bene, per favore. Io sono un cattolico, Marco da Iseo. Ciao Marco. Sono un cattolico praticante, diplomato in teologia. Quando si parla di gay, chiesa, eccetera, eccetera, che è stata a cui è stata, sarebbe stata restituita la dignità, non diciamo sciocchezze. Allora si deve fare una distinzione. La Santa Madre Chiesa è una cosa, la gerarchia attuale è un'altra cosa. In questo caso, questa gerarchia e compagnia cantante non ha restituito la dignità agli omosessuali, in italiano pederasti, ma gliel'ha tolta la dignità, lasciandoli in una condizione che gli preclude il paradiso. Quindi spieghiamoci bene, questa gerarchia cattolica apostata non sta seguendo le direttive di nostro Signore Gesù Cristo, sta facendo esattamente il contrario. Basta andare a leggersi
la parola di Dio, che se è ancora tale, dovrebbe essere la bussola per giungere al regno eterno. Quindi la vera discriminazione è quella di lasciare le persone nella condizione in cui sono, me compreso, ovvero di peccatore. Penso di essere stato chiaro. Ciao, grazie. Grazie. E noi ringraziamo gli ascoltatori che ne sanno più di noi, ma anche quelli che ne sanno di meno, perché dite cose importanti, diventate veri e propri editorialisti della nostra radio. Senza paura, senza vergogna, fate il vostro messaggino al 340 67 09 659 e noi ve lo leggiamo in diretta. Dicevamo dell'Ucraina, siamo ancora pericolosamente a pagina 7 della Stampa. Ucraina, italiani stanchi della guerra. Per 4 su 10 il Donbass è sacrificabile. Solo il 36,2% direbbe no alla resa, ma la sovranità del paese invaso resta un limite invalicabile. Sono i sondaggi dell'Alessandra Ghisleri che svelano come gli italiani appaiono sempre più stanchi della guerra e confidano che Zelensky chiuda l'accordo con Putin anche a costo di dover cedere parte dei territori occupati. Se vi interessa c'è un paginone oggi a pagina 7 della Stampa, ma a pagina 15 eccola l'intervista con Monsignor Francesco Savino. La Chiesa di Leone restituisce dignità ai gay. Sul fine vita va fatta una legge al più presto. Il vicepresidente della CEI dice: il documento dell'Assemblea sinodale non è un atto politico ma di giustizia riparativa. Sostenere chi è ferito, marginalizzato e rifiutato non è un compromesso etico ma fedeltà al Vangelo. È decisamente l'opposto di quello che dicono i nostri ascoltatori, però giustamente se siete interessati, oggi a pagina 15 del quotidiano La Stampa, la verità è che adesso ognuno dice il proprio pensiero. Anche a pagina 18, adesso si dice che siano fascisti quelli che hanno fatto brutte cose nel liceo occupato. I Maranza del Duce, non soltanto Maranza, i Maranza del Duce, è la differenza tra quello che scriveva La Verità e quello che scrive adesso La Stampa. Genova, 40 incappucciati rompono cospranghe nel liceo occupato, cori fascisti e svastiche sui muri, la condanna bipartisan della politica. La Silvia, la sindaca di Genova, vedere una svastica sul muro di una scuola è uno schiaffo ai valori fondanti della nostra democrazia. Chiaramente ci chiediamo se questi sappiano anche che cos'è una svastica, ma qualcun altro dice sono semplicemente Maranza. Paginone a pagina 18 con Giulia Mietta da Genova. Sempre nella stessa pagina Filippo Fiorini si occupa del raduno di Predappio, dove sono tornati i saluti romani. 1000 al corteo concluso davanti alla cripta, polemiche tra la famiglia Mussolini e Forza Nuova. Tutto in un paginone sul quotidiano La Stampa, pagina 18. Per fortuna, a pagina 21 si cambia argomento, siamo un po' più leggeri, ma mica tanto, e anche qua si gira completamente la frittata, nel senso che diciamo che non ci sia più dialogo, non parliamo più con nessuno, ci siamo ammutoliti perché ci sono i social anche a casa, riuscire a parlare con i nostri ragazzi è sempre più difficile. E invece senti cosa scrive Natalia Zevi a pagina 21 della Stampa: parlo forte, dunque sono. Dai treni al supermercato si sta al telefono come su un palcoscenico, è una fame di ascolto e di presenza, e chi resta in silenzio sembra sospetto. C'è un nuovo rumore di fondo nel paesaggio italiano, la voce altrui, non quella della politica, dei talk show, dei social. Quella è da anni inquinamento acustico dato per scontato, è la voce dei passeggeri, dei pendolari, dei pazienti in sala d'attesa, del cassiere del supermercato, di chiunque abbia un telefono in mano e sempre meno pudore nel distinguere tra pubblico e privato. È vero, chi ti dice che adesso siamo schiavi dei social
tutti scrivono, nessuno parla. Parlano e come? Ormai siamo costretti a sapere tutto degli altri, litigi, tradimenti, diagnosi mediche. È lo stesso impulso che ci spinge a postare sui social e commentare cercando testimoni. Ma guarda un po'. È vero comunque, è vero. Chi non parla poi rimane sospetto, dice perché quello non parla al telefono? Andiamo ragazzi, certo, andiamo sul quotidiano Libero. Hanno paura del referendum. Toghe in mezza retromarcia. Big Bang della lettera di Marina Berlusconi su Silvio e la caduta dell'accusa di mafia. Il presidente dell'ANM ci ripensa, un processo lungo 30 anni non è da paese civile. In centropagina Ranucci riparte e attacca Fratelli d'Italia, il report tra novità e lite col garante. Francesco Giubilei ci racconta come funziona il suo metodo, il metodo Ranucci. Pier Emilio Sammarco vi spiega perché la multa è sacrosanta. Ma sempre sul quotidiano Libero, di spalla la resistenza cattolica, la chiesa di Zuppi, dal verbo alle chiacchiere. La CEI di oggi, scrive Antonio Socci, guidata dal Cardinal Zuppi, è ormai l'orticello clericale del campo largo. Il sinodo realizzato dalla Conferenza Episcopale su direttiva bergogliana ha approvato un documento finale che ha fatto notizia per una cosa grottesca sintetizzata dal titolo dell'ANSA: Documento Assemblea Sinodale, la CEI supporti i gay pride. Sarà vero, non sarà vero? È sicuramente da leggere l'articolo di Antonio Socci oggi sul quotidiano Libero. Extra profitti. Il leader della Lega, 1 miliardo per ogni lamentela. Salvini, le banche pagheranno di più. Sempre sul quotidiano Libero. L'editoriale di Daniele Capezzone. Parlano da politici. I magistrati sono davvero imparziali? Sappiamo benissimo la risposta, ma sentiremo quella di Capezzone. Se una toga parla come un politico, possiamo ritenerla imparziale? Molti giudici, a differenza di quanto avviene all'estero, si sentono in diritto e in dovere di intervenire su tutto, ma così il cittadino è portato a perdere fiducia nell'istituzione. È ora di archiviare questa stravaganza italiana secondo cui, partendo dall'idea che il magistrato sia in lotta, può permettersi una latitudine di intervento pressoché sconfinata. Paginone a pagina 3 di Libero con questa interessante meditazione. Mai come quella a pagina 6, Salvini sulle banche pagheranno di più. Extra profitti dopo lo scontro con l'ABI, Matteo Salvini rilancia 1 miliardo per ogni lamentela, malumore dagli alleati. Allora, come la pensate ragazzi? Mi fate un messaggino al 340 6709 659? Queste banche che dicono extra profitti, ma no, ma non è vero, sono percezioni. Gli aumentiamo di 1 altro miliardo ogni cavolata che dicono? 340 6709 659. Non ditemi che poi avete paura del conto corrente, non ditemelo, bisogna avere coraggio nella vita. Attenzione, siamo sempre sul quotidiano Libero, pagina 6. Sentiamo qua. Non indossa il velo. Picchiata, guarda che questa è grave. Marocchina finisce in ospedale nel milanese. Ci risiamo, altro che integrazione. Ancora un pestaggio perché la malcapitata non indossava il velo. Voleva vivere all'occidentale. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di male? Una 44enne marocchina residente a Milano è stata aggredita a Sesto San Giovanni, nel sottopassaggio ferroviario della metropolitana della fermata Sesto Rondò. La donna era con la sua bambina, 2 persone conoscenti della signora le si sono scagliate addosso. La poveretta in stato di shock è stata portata dall'ambulanza al pronto soccorso, dove le sono state medicate le ferite. Poi ha sporto denuncia contro gli aggressori. Sulla vicenda è intervenuto duramente il sindaco di Sesto San Giovanni,
Giovanni, Roberto Di Stefano della Lega. Siamo di fronte a un episodio di una gravità inaudita. Picchiare una donna perché non indossa il velo è un atto vile e inaccettabile, contrario ai valori su cui si fonda la nostra comunità. A Sesto San Giovanni non ci sarà mai spazio per chi pensa di imporre con la violenza regole che calpestano la dignità delle donne e la libertà personale. Deciso anche l'intervento dell'europarlamentare leghista Silvia Sardone e della segretaria cittadino del partito Nicoletta Pini. La donna ha riferito di essere stata pesantemente insultata in quanto non porta il velo islamico e di avere subito un'aggressione proprio per questi motivi. La vittima, continua una nota congiunta, ha segnalato di subire da tempo offese da queste persone proprio perché lei è abituata a vivere occidentale e non portare il velo. Le cronache sono piene di situazioni simili in cui donne musulmane che osano essere libere, non portare il velo, non rispettare i dettami più tradizionalisti della religione islamica subiscono insulti, minacce o persino aggressioni. Noi, concludono Sardone e Pini, crediamo sia una priorità difendere queste donne, supportarle e denunciare chi, in nome di Allah, vorrebbe imporre il velo islamico a chi non vuole portarlo. Cosa incredibile, lo dirà un altro giornale, questa donna, dove si è rifugiata, fuori dalla fermata della metropolitana, c'era un gazebo della Lega. Pagina 8, Libero, eccolo qua, la chiesa di Zuppi, dal verbo alle chiacchiere, dopo l'apertura dei vescovi al Gay Pride. Diminuzione della partecipazione dei fedeli, calo dell'8 per 1000, irritazione per la deriva filo PD. I segni dell'insofferenza al clericamente corretto sono sempre più evidenti. Pagina 8, prosegue la riflessione di Antonio Socci parlando di questo sbilanciamento. Il documento dell'Assemblea Sinodale è pieno di chiacchiere politicamente corrette. Parlano di Chiesa in ascolto, ma ascoltano soltanto con l'orecchio sinistro. Se vi interessa, è interessante questa meditazione proprio perché racconta esattamente l'opposto di quello che si dice invece sul quotidiano La Stampa. Ancora sul Libero, notizia più leggera ma che fa pensare anche a come siamo diventati schiavi di internet, schiavi della fibra. Pagina 14, pare scritta da Esopo questa storia, la bestiola e la tecnologia. Pensate, in Brianza ci sono stati 3 giorni senza internet, tutto per colpa di una piccola volpe. L'animale è caduto nel pozzetto della linea telefonica e per cercare di uscire ha sgranocchiato il filo della fibra, disconnettendo tutta la zona. Poi è stato salvato. Ne parla Luca Puccini oggi a pagina 14 di Libero. Tutti giù. Il guasto ha coinvolto tutti, case private, aziende, enti pubblici. Caponago conta 5.000 residenti. Si pensa adesso a un'azione collettiva per il risarcimento, naturalmente contro la volpe. Roba da pazzi, però capite come siamo diventati assolutamente schiavi di questa rete. Schiavi. Un bel baracchino, CQ, che ne pensate? Pagina 15, signori, attenzione a Milano. Secondo i testimoni sarebbero stati aggrediti da una banda di nordafricani. Milano fuori controllo, 2 accoltellati in centro. Le vittime sono un 18enne italiano, un 17enne egiziano, uno in gravi condizioni. In città 6 pugnalati in 24 ore. Claudia Osmetti oggi ne parla a pagina 15 di Libero. Arrestati 2 della banda del colpo al Louvre, traditi dal DNA sulla corona, parigini delle banlieue, quelli che circolano anche nelle nostre banlieue, stavano per fuggire in Africa, il loro paese. Sono noti come esperti di furti su commissione, decisive le tracce genetiche, caccia agli altri 2. E poi la terribile notizia dalla Sardegna, Tempio Pausania, interviene per l'incidente, il morto è suo figlio. L'incubo di qualsiasi genitore, il dolore, lo strazio, lo sconforto, che sì, d'accordo, fai il vigile del fuoco, ne hai viste di tutti i colori, pensi di essere immunizzato alle tragedie, ma poi ti capita l'indicibile, poi succede che in servizio scopri che è tuo figlio la vittima di un disastroso incidente a cui sei stato chiamato per liberarlo dalle
dai rottami, dalle macerie di quell'auto. Una tristezza veramente immane. 8:57 signori, ancora pochi istanti e ci fermiamo certamente. Perché? Perché c'è la pausa e poi vedremo se riusciremo ad avere con noi il capogruppo della Lega Molinari. Intanto il quotidiano Il Giornale, che a pagina 2 ci parla dell'ultimo studio dell'Albanese, Italia complice del genocidio. Nel suo nuovo report la relatrice speciale ONU spara su Roma, Berlino e Washington. Oltre a lei altri esperti delle Nazioni Unite dimostrano di essere ultra anti-occidente. Per il rapporteur Saul la guerra USA contro i narcos è illegale e Trump andrebbe processato per omicidio. Da Fakhri alla Morgera, gli attacchi agli Stati Uniti, ragazzi, c'è un bel mondo decisamente, mamma mia, un bel mondo che ci aspetta. Il partito dei Propal scende in campo, un movimento per le elezioni 2027. A Roma il summit con potere al popolo, USB, studenti palestinesi, movimenti antagonisti, insomma vorrebbero costruire un blocco politico indipendente, un bel paginone con Francesca Galici oggi sul quotidiano Il Giornale. L'appoggio di PC e Rifondazione Comunista, ma per il sondaggista noto una sigla massimalista non può andare oltre l'1,5%. Anche qua, pagina 3, donna picchiata perché non porta il velo islamico chiede soccorso al gazebo della Lega in una stazione della metropolitana di Milano. Un bel trafiletto in cui sembra incredibile, ragazzi, dove si vanno a chiedere aiuto queste donne che non portano il velo islamico al gazebo della Lega a Sesto San Giovanni. Parallelamente gli amici di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, quelli di Forza Italia hanno altro, rivendica la Lombardia, Fratelli d'Italia rivendica la Lombardia, dicono ci spetta, la Russa, il candidato sarà un politico, la Lega frena, non decide Roma. Pagina 8 del quotidiano Il Giornale. Nel terzo compleanno di governo, Fratelli d'Italia sceglie Milano per schierare il pezzo pregiato, ministri, parlamentari e presidente del Senato per festeggiare l'evento. La scelta non è casuale, da Milano parte l'assalto dei meloniani al Pirellone. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È tutto ok, se resti qui con me allora è tutto ok. Anche se il cielo cade sai che è tutto ok. Anche quando urli so che è tutto ok. Tutto ok, resti e te ne vai, decidi tutto ok. Se crolla tutto intorno allora è tutto ok. Facciamo il nostro gioco e sarà tutto ok. Tutto ok, tutto ok. Giro un'altra canna, tanto è tutto ok. Provo ad aspettarti ma tu non ci sei. Con chi sei? Qui passano le ore, non è tutto ok. Ehi, ho perso i miei amici per avere te. Ora non so se è tardi per riavere me. Se ne varrà la pena lo sapremo noi. Se ne varrà la pena lo sapranno i tuoi. Ora che sei mia dovremmo andare via da questa ipocrisia, da questa fantasia. È tutto ok, se resti qui con me allora è tutto ok. Anche se il cielo cade sai che è tutto ok. Anche quando urli so che è tutto ok. Tutto ok, il resto te ne vai, decide tutto ok. Se crolla tutto intorno allora è tutto ok. Facciamo il nostro gioco e sarà tutto ok. È tutto ok. Questa non è la nostra storia ma tu resta. Ne scriveremo un'altra, è una tempesta ma tu resta. Non sono in te del mio futuro ma se avrò fortuna tu ci sarai al mio fianco e non avrò paura. Ci saranno tutti questi demoni che ci porteranno a credere che il futuro è nelle tasche, devi solo dargli una chance. Ci hanno lasciato fuori ma questo non ci ucciderà. Ora che sei mia dovremmo andare via. È tutto ok,
Se resti qui con me allora è tutto ok, anche se il cielo cade sai che è tutto ok, anche quando urli so che è tutto ok, tutto ok, resti o te ne vai, dici che è tutto ok, se crolla tutto intorno allora è tutto ok, facciamo il nostro gioco e sarà tutto ok, è tutto ok. Tutto ok, tutto ok, tutto ok. Oddio, non proprio, però facciamoci coraggio anche cantando la nuova canzone di Raul. Si chiama Carlo Di Carlo, Raul Di Carlo. Tutto ok, un poppeggiante con certi urban. L'ok è un mantra, chiaramente. Tutto ok, tutto ok, tutto ok. In quanti l'abbiamo detto in questi decenni in musica? Per ritrovare la calma, per trasformare le difficoltà in crescita ed unione, tutto ok. La nuova canzone di Raul ci ha portato a 3 minuti dopo le 9 del mattino. È tutto ok anche l'elezione farsa di Conte, signori, a pagina 9 del giornale. L'elezione farsa perché ha vinto, sì, ma era anche l'unico candidato e a votare ci sono andati in pochissimi, cioè ci sono andati, hanno cliccato, neanche la fatica di alzare il culo, ragazzi. Mamma mia, che entusiasmo l'elezione di Conte nel Movimento 5 Stelle. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, inaugurare la buona giornata al capogruppo della Lega alla Camera e naturalmente responsabile della Lega, capo della Lega in Regione Piemonte. Con noi Riccardo Molinari, buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Grazie. Tra i tanti impegni sul territorio dell'ultimo weekend, Molinari ha partecipato alla Sangon Fest, che ormai è diventata un classico, vero? Beh sì, la Sangon Fest è sempre stata è una festa storica della Lega, era stata interrotta durante il periodo del Covid, ma insomma da qualche anno abbiamo ripreso a farla sempre nel periodo autunnale, quindi in questo periodo qua, insomma a fine ottobre, anche sabato sera è stato un grande successo perché c'erano più di 200 persone, quindi molto molto bene. E dai, allora vediamo un po' quest'oggi sui quotidiani cosa si racconta. Riarmo dell'Ucraina, i malumori dei leghisti. Oggi c'è il sondaggio della Ghisleri sulla Stampa che svela come gli italiani sono stanchi della guerra e auspicano un accordo con Putin anche a costo di cedere parte dei territori occupati. E chiaramente abbiamo sentito anche qualche scintillina la scorsa settimana al Senato e alla Camera sul fronte armi e giustamente hanno fatto notare non è che poi non ci sono i soldi per la sanità ma ci sono per i missili. Riccardo. Beh, noi l'abbiamo sempre detto che noi siamo d'accordo con sottoscrivere l'impegno con la NATO che prevede l'aumento delle spese militari dilazionato in 10 anni, perché non si può che essere d'accordo, nel senso che essendo parte della coalizione dell'Alleanza Atlantica, se nel momento in cui gli Stati Uniti chiedono questo è necessario farlo, anche perché l'Italia, come gli altri paesi europei, hanno goduto ormai per 80 anni della difesa americana, quindi nel momento in cui gli americani chiedono di aumentare il budget della spesa, evidentemente è impossibile dire di no. Il punto è come spendere questi soldi. Ecco, noi abbiamo sempre detto che se dobbiamo aumentare questa spesa vorremmo prima di tutto rafforzare la difesa interna, quindi assumere più carabinieri, più poliziotti, controllare le frontiere per contrastare l'immigrazione clandestina. Certamente questo aumento di spesa non lo immaginiamo come un aumento di spesa volto a dare dei soldi all'Ucraina perché l'Ucraina compri armi. Ecco, su questo non siamo d'accordo. Poi, sugli accordi tra Ucraina e Russia, è evidente che se non fosse stato per l'Occidente che ha sostenuto militarmente ed economicamente l'Ucraina, probabilmente l'Ucraina sarebbe caduta in pochi mesi. Sono anni ormai che la guerra va avanti, anche grazie al sostegno occidentale. Certo è che a un certo punto, se la guerra si vuole far finire, bisogna mettersi a un tavolo e trattare, come ha fatto Trump tra Israele e Hamas. È necessario a un certo punto trovare un punto di caduta. E è chiaro che Putin chiederà che parte dei territori conquistati vadano alla Russia. Io non so quale può essere il punto di caduta, se creare delle regioni autonome dove si parli anche russo, che siano in qualche modo a statuto speciale, se dare parte del territorio alla Russia, però
una guerra, per farla finire, necessita di un accordo, di un compromesso tra le due parti. Chi è contrario a un compromesso tra le due parti sta surrettiziamente dicendo che bisogna continuare a fare la guerra alla Russia fin tanto che a un certo punto, quando non ci saranno più ucraini per fare la guerra, dovremo andarci noi, e su questo non siamo d'accordo, mi pare evidente. Certo. Su gran parte dei quotidiani oggi si continua a parlare di manovra, affitti e pensioni, la manovra cambia, manovra l'ultimo scontro, e voi siete ancora immuni per il momento dalle polemiche perché si comincia dal Senato proprio nelle prossime ore, ma quello che diciamo noi che osservatori è che ogni anno è sempre la solita questione: quando arriva la manovra ci stanno le polemiche, o cambia qualche cosa rispetto alla scorso anno, eccetera. Le polemiche sono sempre quelle o ci sono polemiche più acuite, più cattive, Molinari? Diciamo che con l'avvicinarci delle elezioni sicuramente ogni partito cercherà maggiormente di differenziarsi, questo parlo della maggioranza, quindi forse quest'anno Forza Italia è più pungente rispetto agli anni passati. Ecco, però diciamo che sulle polemiche di Forza Italia noi teniamo una posizione molto ferma, perché la polemica che fa Forza Italia è che il problema di questa legge di bilancio è il fatto che si tassano troppo le banche, e noi invece riteniamo che il grosso delle risorse che devono entrare debbano arrivare da lì, che non si debbano mettere le mani in tasca ai cittadini o alle imprese, ma che i denari che servono per fare la legge di bilancio possono essere erogati dalle banche, visto e considerato che le banche e le assicurazioni, grazie alla stabilità e alla credibilità di questo governo, hanno fatto extra profitti importanti. Quindi la polemica che fa Forza Italia ci interessa fino a un certo punto. Poi che sulla legge di bilancio ogni anno escano fuori le cosiddette manine, per cui rispetto a cosa viene deciso in Consiglio dei Ministri poi ci sono dei testi diversi dove escono fuori delle tasse non concordate, pensiamo a quella sugli affitti brevi ad esempio, e alcuni dettagli che però fanno sostanza non concordati. Questo che è un classico che c'è sempre, perché è chiaro che il Consiglio dei Ministri approva una legge di bilancio per titoli, sui punti principali, e poi nei dettagli che si annidano i problemi, e i dettagli li fanno i tecnici. Quindi questo ogni anno, quando esce la legge di bilancio, poi ci sono delle cose da correggere e dei problemi che nascono dalla scrittura del testo. E quindi vedremo altre scintille sicuramente prima al Senato e poi da te alla Camera. Intanto questa settimana che cosa promette il futuro? Allora, questa settimana c'è la riforma dell'esame di Stato, quella riforma annunciata da Valditara, che ha come elemento principale il fatto che chi non si presenti all'orale venga bocciato, tanto per intenderci, quindi una risposta anche alle polemiche di quest'estate. Poi c'è un DDL sulla partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali di sviluppo, insomma è una cosa molto tecnica, però riguarda la partecipazione dello Stato in banche sovranazionali, tanto per intenderci. E poi sono delle mozioni e poco altro, i due provvedimenti principali sono quelli. E allora, signori, buon lavoro naturalmente a te e a tutti i colleghi. Noi vi ascolteremo nelle consuete finestre quotidiane del Qui Parlamento. Grazie a Riccardo Molinari. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su tante piattaforme, tra cui la banda DAB della vostra radio. Procuratevene una se ancora non l'avete. Entrate in un negozio di elettrodomestici, vorrei una radio, e controllate che abbia la banda DAB, ma al 99% tutte le radio, oltre all'FM e alla AM, hanno anche la banda DAB. L'accendete, si sintonizza automaticamente tutte le radio DAB della zona, estraete per bene l'antenna prima, mi raccomando, e scoprite un fracco di nuove radio. Chi fa rock, chi fa la musica techno, chi fa il jazz, chi fa la classica. Nella banda DAB c'è questo, tante radio tematiche, tra cui ce n'è una che parla e siamo noi in tutta Italia nella banda DAB della Radio Libertà, senza utilizzare internet. Importante. Ancora qualche minuto di rassegna stampa prima di aprire le linee alle vostre voci. Il Corriere della Sera, titolo principale: svolta sui dazi tra USA e Cina, c'è l'accordo. Anche fentanyl e terre rare nell'intesa. Giovedì incontro Xi Trump. Putin il nuovo missile nucleare invincibile.
come lo diceva anche Berlusconi. Il video del garante nella sede di Fratelli d'Italia, duello con Ranucci, sempre che vi possa interessare, dicendo all'interno poi le tensioni sulla manovra, Salvini attacca ancora, Fratelli d'Italia e Forza Italia chieda a Giorgetti, il retroscena con la Meloni che dice non sono preoccupata, normali discussioni, lo dicevamo prima con Molinari, Meloni detta la linea per tenere uniti gli alleati. Il riassunto, siamo sul Corriere, di tutto quello che sta portando la finanziaria, come è il testo e che cosa accadrà sugli extraprofitti, istituti di credito, un ritocco in salita, nella società, dividendi, pronta la correzione in aula, le cartelle esattoriali, il difficile intervento sulla rottamazione e quello che accadrà è che anche sulla nuova rottamazione fortemente voluta dal vice premier Salvini per la Lega si poteva fare di più, pur definendo la versione finita del bilancio leghista giusta, dovuta e attesa. Il leader leghista preferiva una misura più incisiva, mentre per Fratelli d'Italia questa versione light, come l'ha definita il responsabile economico Snato, è ritenuta quella definitiva. Lo stesso Snato tempo fa spiegava: non sono un fan delle rottamazioni come sono state fatte nelle ultime occasioni, perché non hanno prodotto i risultati che erano auspicabili. La rottamazione voluta dalla Lega prevedeva un percorso di 120 rate, ora spingerà per allargare almeno la platea anche a chi è in corso contenziosi su quelle cartelle non pagate, quindi questo potrebbe essere il cambiamento che la Lega vuole dal punto di vista della rottamazione. Siamo ancora sul Corriere e anche qui si parla di vescovi e di Pride. Il Pride, un equivoco. L'appello ai vescovi perché accolgano tutti. Castellucci e il documento sinodale, testo di apertura, l'intervista di Gian Guido Vecchi all'arcivescovo. L'auspicio del Papa a mettere da parte le divisioni ha trovato riscontro sabato. Lo spirito che si è visto ha favorito l'unanimità. Praticamente 124 le proposte per rinnovare la Chiesa italiana, tutte approvate, così come il documento di sintesi Lievito di pace e di speranza, sembra una ricetta da mangiare, che raccoglie i 4 anni del cammino sinodale. Lotta all'omofobia e femminicidi, una proposta chiede alla CEI di sostenere le giornate promosse dalla società civile per arginare femminicidi, omofobia e bullismo. 185 no contro i 637 sì con cui è passata. Donne e Chiesa, 625 sì, 188 no. L'intervista a Castellucci a pagina 25 del quotidiano Il Corriere, un equivoco. In treno gratis per l'Europa. Se avete figli o nipoti diciottenni, ed avvisarli. Pagina 29, Corriere, torna l'Interrail riservato solo e soltanto a chi ha compiuto 18 anni quest'anno. L'iniziativa Discover EU per i 40 anni di Schengen. Il 30 ottobre via alle richieste. La domanda del pass, che sarà valido a partire da marzo 2026, dovrà essere presentata tra il 30 ottobre e il 13 novembre. Possono richiederlo solo i nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2007 compresi. Capito? Bella idea, girare per l'Europa gratuitamente. Siamo sul quotidiano Il Giornale. L'ultima segnalazione del giornale riguarda le Olimpiadi e a pagina 25 le prime Olimpiadi diffuse sono già entrate nella storia. La sfida di Lombardia e Veneto, impianti distribuiti su un'area di 22.000 metri quadrati, boom di volontari, cerimonia nel segno dell'armonia. Eredità era la parola d'ordine del CIO. Il villaggio degli atleti diventerà un campus, l'arena di Verona finalmente senza barriere. Ragazzi, buone notizie, per fortuna ogni tanto ci sono anche quelle. A pagina 25 del quotidiano Il Giornale. Un po' meno la prima pagina del Tempo, con la sua inchiesta che si intitola Gli infiltrati. Come cambia la strategia dei fratelli musulmani? Niente bombe, ma moschee abusive
e falsi propal. L'obiettivo è entrare nelle istituzioni italiane. Hai sentito? Vogliono fare un partito? Dopo Monfalcone con la prima lista islamica, gli esperimenti a sinistra in Campania e in Puglia. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. E infatti, guarda che appena entro, pagina 2, come cambia la strategia della fratellanza musulmana. Niente bombe, ma moschee false e finti propal. La scalata al potere del gruppo che conta 400.000 membri e un patrimonio di 900 milioni di sterline. I primi esperimenti in Campania e Puglia con Fatayer, la nostalgica di Hitler e Bassem, l'antisemita. Nel comune di Monfalcone si è presentata la prima lista islamica, candidati di AVS palestinesi in corsa alle regionali. Insomma, state mettendo insieme il puzzle. In numerose banlieue francesi e belghe vige la Sharia. Nel 2020 un professore fu decapitato per avere parlato di libertà di parola. Interessantissimo questa inchiesta con Francesca Musacchio sul quotidiano Il Tempo. Il musulmano Zoran Mandami alla guida di New York, la speranza di una sinistra americana malata di wokismo. Ma sempre in questo duetto di pagine, a pagina 3 c'è l'intervista con Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, che spiega la nuova proposta di legge della Lega: permesso a punti e divieto del velo, prima la nostra identità. Con Giulia Sorrentino. Bene il Daspo ad Annun, ora l'espulsione. L'Unione Europea, incredibile la sudditanza di questa commissione alle politiche filo-islamiste. Questo è il commento dell'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint dopo il foglio di via al Giordano filo Hamas e dopo la proposta del pacchetto Islam lanciata dal vice premier Matteo Salvini. Annun ha ricevuto il Daspo da Milano. Il vice premier Salvini e il centrodestra compatto ora vogliono l'espulsione. Il centrosinistra ancora tace, dice la Cisint sul Tempo. Bene il Daspo Milano, ora si arrivi velocemente all'espulsione dall'Italia. Non è più possibile che un filo terrorista rimanga sul territorio nazionale a fare proselitismo per un regime, trovando complicità in una sinistra che, abbagliata dall'illusione di una manciata di voti in più, svende il nostro paese, accompagnandosi e candidando nelle proprie liste, come è accaduto in Puglia e in Campania, estremisti che mirano unicamente a portare nelle nostre istituzioni l'Islam più radicale. La sinistra, sponsorizzando soggetti che non dovrebbero nemmeno risiedere in Italia, si pone ancora una volta pericolosamente contro gli interessi del nostro paese, senza rendersi conto che così mette a rischio le istituzioni e il nostro futuro. Per fortuna che ci sono giornali come Il Tempo che portano avanti la battaglia alla radicalizzazione nonostante le continue intimidazioni. E si parla del pacchetto Islam, un pacchetto di norme quanto mai necessario per bloccare il processo di islamizzazione strisciante del nostro paese, leggi di cui l'Italia ha tanto bisogno se vuole avere ancora un futuro. Ragazzi, è il caso di acquistare oggi il quotidiano Il Tempo con l'intervista Anna Maria Cisint della Lega, pagina 3. Giro la pagina ed ecco il garante della privacy e Nazione Futura, report smentito ancora prima di iniziare, chiaramente se vi appassiona questa argomentazione, ancor di più l'intervista a Giovanni Minoli. Ma quale Telemeloni? Non c'è nulla di sorprendente, in Rai funziona da sempre così. Il giornalista smonta la polemica sul garante nella sede di Fratelli d'Italia. Mi preoccupano di più gli applausi dell'ANM a Ranucci, e in effetti sono stati un po' strani gli applausi di giudici e magistrati per Ranucci. Pagina 8, intanto apro anche le linee, ragazzi. Chi mi ascolta in diretta alle 9:21 potete entrare con me 0292947222 per commentare le notizie del giorno. Pagina 8, dicevo, legge di bilancio, manovra delle polemiche come ogni anno, Salvini contro le banche, ogni lamentela fa salire di 1 miliardo il contributo. Sempre Salvini a Napoli per Cirielli. Abbiamo visto su Instagram
pienissimo, bagno di folla per il capitano, sarà un exploit della Lega. Pagina 9 del Tempo, nelle liste del carroccio, ricordiamolo, c'è la madre di Jojo, ucciso nel 2023, il candidato del centrodestra. Il Sud ha bisogno di infrastrutture. Naturalmente dall'altra parte c'è Conte, confermato leader, ma a votare è una minoranza, un uomo solo al comando. 0292947222. Sentiamo chi vuole parlare con me. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Ma guarda, piano piano ci stiamo arrivando finalmente. Noi della Lega lo diciamo da tantissimi anni. Forse stanno cominciando ad aprire gli occhi anche gli altri sul problema dell'islamizzazione dell'Europa. 10 anni fa, 5 anni fa, guardavamo gli altri paesi stranieri che erano praticamente zeppi di questi immigrati che dalla Scandinavia alla Francia, alla Germania, alla Spagna dettavano legge nei quartieri più sfigati, quelli che una volta erano abitati da chi si trasferiva dall'interno del paese alle zone più ricche per lavorare. Le nostre periferie, che noi anche qua abbiamo il nord, dove Torino, Milano, eccetera. Una volta c'erano i meridionali qua che venivano, adesso i meridionali si sono fatti la loro strada e quelle case sono state riempite dagli immigrati, che anche qui stanno cominciando a dettare legge, anche nella piccola Mantova, 50.000 abitanti. L'Europa, dagli anni 70 che l'Europa si è venduta al Medio Oriente in nome del petrolio. Tornando molto presto a qualche mese fa, l'anno scorso, 2 anni fa, ce lo ricordiamo, il Qatargate. Perché non ne parlano più i giornali? Chissà perché l'Europa si è venduta all'Islam, in nome del gas, in nome del petrolio, e quindi ci stiamo islamizzando. Allora, o apriamo gli occhi, o altrimenti quello che è successo alla signora marocchina, che ha raccontato stamattina, non tra tantissimo tempo succederà anche alle donne bianche non musulmane, perché anche arriverà pure qui la polizia che c'è in Iran o che c'è in Turchia, la polizia morale che insegue le ragazzine che magari girano con i pantaloni e a capo scoperto per insegnarle come le donne devono andare vestite per essere morali, per essere buone per l'Islam, altrimenti sono delle zoccole. Ciao Sammy, grazie, speriamo che la gente apra gli occhi. Grazie, veramente, altrimenti arriveranno i guardiani della rivoluzione a guardare come siamo vestiti. Chiamate 0292947222. Pronto? Buongiorno. Tocca a me, ciao Sammy. Ciao. Allora, dillo per favore anche a Molinari, se no continuate a perdere voti, la Lega continua a perdere voti. Allora, Putin, i territori che Putin sta liberando non li sta conquistando, il Donbass, e molto presto arriverà anche alla capitale se andiamo avanti così, cioè se l'Europa va avanti così, l'Unione Europea, non li sta conquistando, li sta liberando, perché li sta denazificando da un esercito e da un governo di nazisti che uccidevano e sopprimevano e violentavano anche moralmente, cioè toglievano diritti alle popolazioni che parlano russo, sono popolazioni russofone. Quindi Putin non è in guerra contro l'Ucraina, sta liberando questi stati, li sta denazificando, e queste cose ormai le sanno quasi tutti. Ma se la Lega continua a dire Putin sta conquistando, sta eccetera, c'è un invaso, continuerà a perdere voti. Quindi diglielo anche a Molinari e i giornali ormai sappiamo cosa scrivono, che sono carta da culo, per cui leggere Le Ore Patinate o leggere Caballero forse è meglio, è molto molto meglio che leggere la stampa italiana. Quindi almeno voi abbiate la decenza di dirla la verità, dite la verità.
Grazie Sammy, buon lavoro. Grazie. Dunque, pensando un attimo, se gran parte dei giornali sono carta da culo, per cui sto pensando che tipo di trasmissione è la mia. 0292947222. C'è il nostro regista Francesco che mi dà dei consigli. C'è un'altra chiamata? Non c'è. Le linee sono libere in questo momento. Il più veloce entra in diretta. Adesso non mi muovo finché non si sblocca il nostro centralino. Chiamate 0292947222, dite la vostra su quello che è il vostro pensiero. Abbiamo qui no, non posso, ci sono persone che stanno cercando di spiegare la mia trasmissione che cosa sia. Chi c'è in linea? Pronto? Eccolo, questo era un po' che non lo sentivo. Buongiorno. Ma certo, se dovessi telefonare tutti i giorni, allora dopo di a criticarmi, eccetera, no. Ma scusate un attimo, la linea della Lega, ok ragazzi, ci stiamo ascoltando, la dà il grandissimo segretario Salvini. Avete capito? È Salvini che fate. Avete capito? Rispettate le scelte di Salvini e cercate di capire quello che sta portando avanti. Guardate che qua in Veneto noi gli vogliamo bene Salvini, avete capito? Perché Zaia è con Salvini, siamo tutti con Salvini qua in Veneto. Grazie caro, grazie, anche noi ti vogliamo bene. Ci mancava l'urlatore che serve per svegliare anche le coscienze, capito? Altra chiamata, pronto? Caduta, ma ce n'è un'altra ancora. Pronto, ciao Sammy, sono Rosanna da Milano. Ciao. Senti un attimo, tutto sto casino che fanno questi Mao che abbiamo qua, non è che per caso è una strategia? Perché loro creando questo casino, noi lasciamo le città, i paesi, i comuni dove avvengono queste cose, quindi diamo a loro il vantaggio di poi piazzarsi lì. Perché mi sembra un po' troppo una cosa, hai capito, troppo frequente. Per me è una loro strategia. Grazie cara, è la tachia, qualcuno ricorda? Dai, c'è l'ultima chiamata? No, è caduta anche quella, allora sto per andarmene, ho capito che me ne vado non prima di aver passato anche dal quotidiano Il Tempo la notizia: documento della CEI, la comunità dei vescovi va in confusione sui gay. Confusione, la chiama Francesco Capozza oggi sul Tempo. Nel testo dell'Assemblea Sinodale nessun riferimento ai Pride e non si parla esplicitamente dei trans, ma c'è chi pensa il contrario. Non c'è più chiamata? Caduta? C'è, eccola qua. Pronto? Buongiorno Sammy. Ciao. Ciao. Invito tutti i veneti a votare Alberto Stefani, che è un bravo ragazzo e tantissimi anni che è nella Lega. È vero, ti ringrazio caro, ci tagliamo perché siamo assolutamente in ritardo, però avremo modo di parlarne. Stefani, ho iniziato a seguirlo su Instagram e veramente scopro ogni giorno cose belle su di lui. Cercate, Stefani, è facilissimo, salta fuori subito. Me ne vado ringraziando tutti voi per il gentile ascolto, per i tanti WhatsApp che riprenderemo dopo le 11 perché è una minaccia. Alle 11 io ritorno.